my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, come promesso nell'altro video un pochino di tempo fa, oggi sono qua per portarvi video sulla clan war cinese. Infatti attualmente sono in un clan cinese molto cazzuto. Vediamo che posizione mondiale sono. Allora scorriamo giù. Ok, mi sono bloccato. Ok, mi sono bloccato un'altra volta. Ok, sono uscito troppo. Allora siamo classificati come 176esimi in tutto il mondo. E il bello che siamo in farming. Allora, prima di iniziare il video volevo spoilerarvi già qualcosa del prossimo video. Allora, se questo video supera i 5000 like, faccio uscire il nuovo video sulla clan war contro i Mega Empire Asia. Per chi non li conoscesse, allora, dobbiamo andare qua, migliori clan mondiali, e scorrere leggermente giù. Allora, attualmente i Mega Empire sono 17esimi in tutto il mondo. Perciò ragazzi, riempitemi di like e faccio uscire anche questo nuovo video. Allora ragazzi, come promesso, oggi sono qua con il video della clan war cinese. Che dire su questa war? È stata una war molto combattuta. Infatti i nostri avversari avevano ben, come vedete, 132 guerre vinte e noi avevamo, solamente 44. C'è da dire che hanno 3 stellato anche loro. E beh, comunque abbiamo 3 stellato anche noi. Per chi non sapesse questo termine è molto da nerd, cioè fare 3 stelle. Allora, noi abbiamo vinto perché abbiamo fatto più 3 stelle rispetto a loro, anche perché Clash ci ha dato una mano in più. Infatti il loro ultimo è un Town Hall livello 9, invece il nostro ultimo era Town Hall livello 10, quasi maxato mi sembra. Vediamo, andiamo a vedere se era maxato il nostro. 30, subito 3 stelle. Ah no, non è male. Comunque andremo a vedere tutti gli attacchi e le difese più vinte. Allora ragazzi, andiamo a vedere innanzitutto il mio attacco che ho fatto contro il numero 6, che diciamo che è un pochino molto più forte di me, dato che ha i muri ben al 10. Comunque se noi usiamo le truppe aeree, il livello dei muri a noi ci cambia veramente pochissimo, dato che anche in questo caso sono riuscito a farli un ben 2 stelle, veramente con tanto sederino. Allora, il segreto di usare i mastigni e le mongolfiere sghairi è quello di calcolare bene quanto tempo gli servono per arrivare fino all'Inferno Tower. Dopodiché le congeliamo, il gioco veramente fatto. Ora facciamo per 2 qua. Allora, in questo caso abbiamo distrutto anche... no, non abbiamo distrutto niente ragazzi. Le mongolfiere e i risgheri hanno fatto il 50%. E dopo vedrete che i miei eroi sono stati molto intelligenti, dato che qua abbiamo fatto il 50% con tutto il resto. Ora mando il re, regina, livello 27 e livello 25. Allora il re e la regina penetrano e prendono il Town Hall. In questo caso l'Inferno Tower non ci ha fatto veramente niente, ha fatto il solletico, dato che era truppa multipla. Ragazzi, ora andiamo a vedere una difesa persa, anzi la difesa più brutta che abbiamo perso. Infatti abbiamo subito un ben 3 stelle su un Town Hall 10 maxato, veramente maxato. Aveva anche i eroi al 40. Allora, cosa ha fatto il nostro amico? Il nostro amico, non ve lo traduco quello che c'è scritto perché avrei paura di fare figuracce. Vi dico subito che hanno fatto 3 stelle con una specie di domatori e golem. Allora andiamo a vederla più nel vicino cosa ha fatto. Innanzitutto ha distrutto le truppe del castello, ha fatto uscire le mongolfiere, sghairi, cosa c'è? Non ci sono sghairi, streghe. Beh, intanto le ha fulminate. E poi, come vedete qua sotto, ha ben 27 domatori livello 5. Non so come faccia a utilizzare ancora i domatori per fare 3 stelle, è veramente bravissimo, perciò devo fare i complimenti a loro. Numero 24 contro il 21, no, contro il nostro 11. Non ho visto male ragazzi, 24 contro 11, allora facciamo per 2. Caspiterina, sono entrati i domatori e sembrano quasi morire già subito. Cioè contro... è da anni che non vedo i domatori contro il Town Hall livello... Mamma mia, morti! No, non sono morti. Sono ancora vivi. Infatti, il nostro amico ha utilizzato i domatori perché sapeva che la Inferno livello... la Inferno singola non fa quasi niente contro i nostri domatori. E qua è stato molto fortunato, dato che sapeva dove aveva posti i buchi con le trappole. Infatti ha guarito i domatori e si è portato i goblin per fare il 100%. Infatti qua in basso i goblin in qualche maghetto. E caspiterina, ha fatto 100%.
E vediamo altre richieste su Facebook di amicizia. Ok, allora il nostro amico ha fatto... Cazzo, ha fatto 100%, gli avanzavano persino domatori. Perciò, che dire su questo attacco? Veramente complimenti a loro 24. E noi ora andiamo a vedere un nostro 3 stelle. Allora ragazzi, il 3 stelle più bello che abbiamo fatto noi è stato sicuramente quello contro il loro numero 13. Allora, vediamo se non si blocca il mio telefono, facciamo per 4, velocizziamo questa prima parte. Infatti, lui usa gli eroi mistici, chiamateli come volete, questi eroi, li porta fuori, dopo distrugge le truppe del castello e arriva il devasto con le mongolfiere sgheri. Il nostro boss, numero 3, ha utilizzato la tecnica del 50% per fare il 100%, infatti non ha messo tutte le truppe in un unico punto, ma le ha distribuite per fare 50, e dopodiché, dato che aveva anche le gelo, ha gelato l'inferno, e qua c'è stato veramente... Amen, 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 veramente, e facciamo per 4, e come vedete i mastini sono morti, ma ha lasciato i piccoli mastini, piccolini, quelli di lava, e ha fatto il devasto. Il King non può fare niente ormai oltre a scappare, scappa. Beh, è morto. Sorry, condoglianze, 100%. Allora ragazzi, ora andiamo a vedere un mio attacco. Allora, io ho tentato, si fa per dire, ho tentato anch'io di fare 3 stelle. Mi sono portato invece un gol in più, dato che i miei eroi erano un pochino bassi, livello 25 e livello 27. Mi sono portato i golem per pararmi il sederino nei colpi dalle torri delle racere e per prendere innanzitutto la difesa aerea, dato che poi useremo i mastini e i cosi là, le mongolfiere. Facciamo per 4, allora in questo caso il golem ha fatto veramente un bel lavoro, ha parato tutto il sederino. Destroyed, ok morto, ok morto anche la regina, no ancora qua, morto. E poi dopodiché ho messo in modo molto astuto le mongolfiere, infatti sono andate tutte su cannone perché... dato che dopo non ne sono messe altre per riserva, e qua c'è stato veramente devasto, ho dovuto fulminare le truppe del castello. Sra mi benediceva le mongolfiere, e dopo qua gelo, un'altra gelo, e l'inferno sono fuori uso, e se avessi avuto un'altra furia era un 3 stelle. Purtroppo non me la sono gestite bene qua le furie, perché avevo paura di non penetrare e fargli un misero fail. Infatti, allora velocizziamo livello 4. Allora, se fosse stato con gli eroi a 40, un 3 stelle ce l'avrei pure fatta, 72%, veramente un grande peccato. Ora vediamo un altro attacco. Allora ragazzi, ora andiamo a vedere un 3 stelle su un Town Hall livello 9. Questo perché penso che a voi vi serva molto di più come fare 3 stelle su un livello Town Hall livello 9. Allora, la prima cosa da fare quando andate contro un Town Hall livello 9 è sicuramente quello di tenere occupate le sue truppe del castello. Una volta tenute occupate potrete mandare i vostri mongoloidi, mongolfiere e mastino. Infatti il mastino vi para il sederino dalle difese aeree, e nel frattempo le mongolfiere da dietro entrano e distruggono tutto. E le furie, ragazzi, le furie sono importantissime, dato che gli ha permesso di arrivare in tempo a prendere tutte le difese. Facciamo per 4 e i mastini sono ancora vivi, caspiterina, e qua mamma mia devasto totale. Perciò allora, la tecnica riassunta molto velocemente è quella di tenere occupato le difese del castello e poi mandare le mongolfiere e i mastini. Non che tutti si concentrino in un unico punto, ma che tutte intorno facciano proprio tipo ciao, mettano isolato tutto il villaggio. E qua quasi era un fail, dato che stavamo distruggendo tutto e non si prendeva i town hall, ragazzi. Mamma mia, grande culo. Allora ragazzi, ora andiamo a farvi vedere qualche mia difesa. Allora, quella da 47% ve la devo far vedere per forza. Replay. Eccoci. Allora, come mai ho vinto questa difesa? Allora, prima di anticiparvi un pochino di cose, vi faccio vedere cosa ha fatto il nostro amico 21. Praticamente lui ha messo le truppe tutte attorno dove c'erano i villaggi, cioè gli edifici morti, per farmi percentuare. Dopodiché il nostro amico 21 ha fatto un pessimo errore di calcolo, infatti ha distanziato troppo i golem. In questo modo, cioè praticamente... No, amico, muori così. Dopo, ragazzi, c'avevo le bombe. E vabbè, qua cos'è che congeli? Non hai neanche distrutto le truppe del castello. Guarda cosa ti ho fatto con le truppe del castello, il devasto. Il tuo re è stato dietro le mura e condoglianze.
sorry, I'm very sorry, but your troops is died. Per 4, morite. Beh, dopo l'assalto. Che salto è questa? Morto, 42%. Vediamo che ha ancora qualche barbarozzo. 46. E qua penso che fa l'ultima percentuale. E ancora dei barbari, ma non so cosa se ne faccia. Ah, li ha mandati a morire. Caspita, grande fail, 47%. Ora andiamo a vedere l'attacco che mi hanno devastato il sederino. Allora ragazzi, ora sono qua con la seconda attacco, quello che ho subito. Infatti in questo attacco l'ho persa alla grande, ve l'ho già anticipato. Allora, in questo caso il nostro numero 13 mi fa scattare tutte le trappole giganti e poi mette i golem. È stato molto più bravo di quello di prima, infatti questo qua ha messo i golem a una distanza, cioè più ravvicinata, e dopo come in pecca ha fatto tutto devasto, salto e butta il fulmine per distruggermi le truppe del castello. Infatti muore anche la strega, la mongolfiera cade e... oh mio dio, Pekka? No? Pekka? No? Why you destroyed my town hall? Why? Oh, morti tutti. Ok, mi ha fatto anche il 50. Troppo brutto. Allora, per 4, vediamo cos'è che fa ancora. Sì, mi vuoi percentuale te? Sei stronzo forte. Vabbè, torniamo a casa e faccio vedere l'ultimo attacco e concludiamo il video. Allora ragazzi, questo è l'ultimo replay che vi faccio vedere di questa war. Allora, questa è una difesa del nostro ultimo nella mappa, il nostro numero 30, per farvi vedere quanto sono forti. L'ultimo ha più muri al 10 rispetto di me. E comunque andiamo a vedere cosa ha fatto il loro numero 20. Ha fatto veramente un devasto con gli eroi a livello 40 per 4. Allora, dopo aver distrutto la difesa aerea, vediamo se la distrugge. Prima distrugge le truppe del castello e forse prende anche la Inferno Tower. Sì, no, non prende la... ah sì, ha preso anche la Inferno Tower, bravo. E caspiterina, mastigni, mongolfiere a go, cioè il nostro 30 non ha avuto scampo. 3 stelle, mamma mia, veramente bravo, complimenti. Allora ragazzi, se volete sapere, cioè se volete imparare a fare 3 stelle in Clan War, vi consiglio di iniziare a utilizzare i mastigni e le mongolfiere, perché sono devastanti. Torniamo a casa. Allora ragazzi, come al solito, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un commento, e se questo video arriva a 5000 like faccio uscire anche la nuova war contro i Mega Empire Asia. Caspiterina, mancano 55 minuti all'inizio, vediamo se la mia difesa è a posto. Modifica disposizione. Che ne dite della mia difesa? Un po' cazzuta. Vabbè, dai, questo era tutto per il video di oggi. Allora, come al solito lasciate un like, un commento e noi ci vediamo la prossima volta.